Buonasera a tutti e benchi a Tassa Novis. Mattinate di squintris e di tensions a Trieste, prime davanti dal Puarte, dopo in place Unitat d'Italia. E di mattina sono arrivati gli sforzi dall'ordine di fu dal puesti imbarchiamento quattro vistuzi di antisommosse e quidranz che hanno parato via i manifestanti che presidiavano di Vinars la entrate dal Puarte. Un funzionario ha domandato più di una volta la int di la via e anche si sono refudati alla fatta viaggi laghe. All'azione delle sforzi dall'ordine, i manifestanti arrivati non si risultati anche di mattine di tante regioni d'Italia e hanno scominciato a tirare quintri robis con carichi di slizzerimento, lacrimogens. I manifestanti sono stati fatti slontanati verso la piscina bianchi. In tale intervento dai carabinieri e dalla polizia i gas sortianze sono finiti anche dentro di una scuola schierate che ieri adoperate come sede di una sezione elettorale. Una volta la svia dal Puarte, i manifestanti sono tornati a tirarsi ad un in place unità, dove che sono stati sotto il scrutinio elettorale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di screamento dall'anno accademico dall'Università di Pisa alla fevelata dei squintri di Trieste e dalle manifestazioni squintri dal Green Pass. È necessario contrastare le derive antiscientifiche che ha invaduto qualche fazione minoritaria dalla nostra società, ossia avilizza, la ditta Mattarella, ma non allarmazza che si sazioni van quintri dal senso civic dalla stragrande maggioranza dai cittadini italiani. Sono 39 i news casi di Covid, saltati fuori in tali ultimi 24 ore in Friuli, Vignesi e Giulia, a fronte di quasi 7.000 tampons svelze antigenics. Un uomo di 87 anni di Vicenza è morto all'ospedale di Cattinara di Trieste. Sono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, 43 che sono in altri reparti. Sono risultati positivi anche un infermiere e un ricercatore dal Burlo Garofalo di Trieste. Prima di entrare in fabbriche con il Green Pass per gli operari dall'Electrolux di Porcie che viene spassata ieri a chiesa in cassa integrazione perché manchiava materiale, nessun particolare problema per rientrare da ora gli stimis dalle aziende, i dipendenze senza certificazione verde sono dal 10 al 15%, un numero in linea con le medie nazionali che stante cerca di i sorestanze non rallenterà la produzione. E si è sciarato il giro elettorale dall'autunno dopo che 2 settimane sin da ora in instasse elezze la parte dai sindici e dai consigli comunali. All'appella manchiava in San Vito dal Tilimento e Trieste, gli unici 2 comuni sparati dai 15.000 abitanti e si arrivati al ballottaggio. A Trieste alla vinta per la quarta volta, ma non consecutive, Roberto Di Piazza col sfidante Francesco Russo, che è arrivata ad ora di recuperare la gran parte da svantaggio, Cence però supera Di Piazza. La distanza gli è stata al fin di dome 2.000 voti. A San Vito al Tilimenti invece occupa la poltrona di sindica sarà Roberto Bernava, sostenuto da Listis Civichis, che ha battuto Valerio Delle Fratte, candidato dal centro di destra. Noi era arrivati a entrare al ballottaggio invece Susi Centis, espressione della vecchia maggioranza. Alle morte sere, Claudio Coccetta, di 76 anni, di Udin, un lavoro conosciuto in città, perché di 20 anni in Cal faceva i servizi di nonno vigile volontari sotto il coordinamento della polizia locale della capitale furlane. Al pensionato sere gli è venuto male, intanto faceva una chiaminata sul Mont Quarnan, per ore di Glemone. Una perdita pesante, alla dita Telefriuli il comandante della polizia locale di Udin, Eros Dallongo, o ieri stati come volontari, anche ai Prince, dal 2000 le state inviate questi servizi di supporto. È stato fatto a Vencion il congresso numero 90 voti dalla Società Filologiche Furlane che ha dato l'accetto il gruppo storico dei suonatori tamburs medievali. Non si infevele il presidente della Filologica Federico Vicario e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin.
La Società Filologica Furlana è tornata qui a 50 anni dal primo congresso del 1971. Questa è una nuova occasione, un nuovo momento importante per riguardare il lavoro, la dedizione e la passione di tutti che si sono impegnati per la ricostruzione non solo civile ma anche morale, non solo di questa località ma di tutto il nostro Friuli. Questa è una testimonianza per noi un lavoro importante di un percorso, di una continuità di studi e di ricerche che ci porterà al nostro domani. L'Assemblea delle Società Filologiche Furlane è un momento fondamentale, non solo per rilanciare e studiare la lingua furlana, ma anche per fare in modo che le assemblee, le comunità dal Friuli acchiappi coscienza di ciò che è le tradizioni, i valori, l'identità delle proprie comunità per diventare sempre più grandi in una regione che ha bisogno di un Friuli che vede il suo ruolo. Un ringraziamento a Telefriuli perché è importantissimo che è un emittente locale, a fare un telegiornale in lingua, perché è importantissimo che le notizie quotidiane siano date in lingua, perché così si avvicina anche la gente e i giovani al Furlan. E anche per le signota le dut, con Gnovi si torna a io di domani, sempre alle 9 col 20 e sozzere. Mandi, arrivo di sì.